Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Vediamo cosa ci riservano le costellazioni in questo giorno di martedì 3 marzo 2020 e quali sono appunto gli influssi che riceviamo. Prima di tutto, come sempre, vi invito, se ancora non l'avete fatto, ad iscrivervi al mio canale YouTube e al canale YouTube del Marietto Veneziano. Bene, vediamo dunque gli influssi odierni. Partiamo dicendo appunto che martedì è governato da Marte, dunque abbiamo anche qui una giornata piuttosto incalzante. Marte ci dà sempre un grande affare, ma soprattutto la necessità di doverci un po' difendere oppure sgomitare. È sempre un giorno un po' particolare, o forse perché dovremmo dividerci fra molti impegni e dovremmo attingere ad un sacco di risorse interiori. La giornata inoltre, scusate, prendo anche il lunario per vedere che questo martedì ha luna crescente in Gemelli, dunque abbiamo anche delle risorse utili per la creatività, per la scrittura, per le comunicazioni con il prossimo e perché no, per qualche piccolo viaggio, per qualche cosa che appunto va approfondita, studiata. È una giornata che però dal punto di vista economico non dona molto. Dunque per chi avesse delle cose oggi, cose dico in questioni legate alla moneta, alla materialità e a quello che appunto è la questione economica in generale, oggi non è un granché. Anzi, è possibile che si viva in una sensazione di un attimo di ristrettezza, di affanno. È chiaro che questo non è un influsso che tutti ascolteranno o percepiranno nella stessa misura e nella stessa maniera, però generalmente ci sarà un pochino di affanno, forse avremo delle scadenze, delle incombenze. Con questo non significa che non riusciremo a provvedere in questo senso, però è possibile che oggi qualcuno, in particolare le persone con più problematiche dal punto di vista astrale un po' più avverse, oggi faranno veramente un po' di fatica. Si vedranno magari recapitare delle ingiunzioni di pagamento oppure comunque delle cose che non li metteranno ancora di più in ansia, però nonostante ciò c'è la grinta, c'è la voglia di fare e c'è la possibilità effettivamente di darsi da fare e di riuscire. Comunque c'è una ripresa nell'arco della giornata, sebbene appunto alcune di queste problematiche inducano un senso di solitudine, quasi come se ci si sentisse soli ad affrontare tutto. Dunque oggi è un po' così, diciamo che ripeto, ognuno poi vivrà gli influssi di questa giornata in modo differente e potremmo dire che sicuramente quelli un po' più favoriti sono coloro i quali hanno valori di terra in una giornata come questa o, o diciamo di acqua, mentre chi patirà un po' di più sono i forti valori di aria e di fuoco. Ecco, in una giornata come questa, con queste costellazioni, è possibile appunto che qualche affanno in più ce l'abbiano le persone con elementi, cioè con la predominanza di elementi non favorevoli a quelli inclini nelle stelle, o almeno nelle costellazioni della giornata. Dunque percepiranno un maggiore peso, soprattutto in particolare quelli con le costellazioni di aria in predominanza, perché appunto abbiamo una seconda posizione della costellazione Bilancia poco favorevole. E questo Capricorno Bilancia che mi permette di dire che in una giornata come questa la solitudine, probabilmente anche all'interno di una coppia, si farà sentire in modo magari anche importante e che i pensieri e le preoccupazioni dal punto di vista delle spese, soprattutto le spese legate alla casa o all'abbellimento, alle ristrutturazioni, è possibile che superino le previsioni o quello che ci si era preventivato di spendere e che dunque possa giungere una notizia di questo tipo, che sia necessario mettere ancora mano al portafogli per poter proseguire. Dunque
non è una giornata, come ripeto, particolarmente generosa, ma è una giornata che porta comunque delle opportunità, soprattutto nella serata, nel tardo pomeriggio. Da lì cominceranno a sbloccarsi un po' di cose, però devo dire la mattina è un pochettino avversa. Bene, detto questo, io vi ricordo che se ancora non l'avete fatto potete iscrivervi al mio canale YouTube, se ancora non l'avete fatto potete iscrivervi al canale YouTube del Marietto Veneziano. Per esorcizzare i simboli di questa giornata? Bene, per esorcizzare la negatività di questa giornata occorre restare particolarmente centrati, questo vale comunque sempre, possiamo comunque fare qualcosa che rimandavamo da tempo. Questo perché la costellazione Capricorno è sorretta da Saturno, essendo poi presente 2 volte nel quadrato di nascita, questa costellazione, che è il quadrato, diciamo così, delle costellazioni che la Luna attraversa oggi, allora o mettiamo in scena qualche cosa che raffiguri già queste situazioni in modo così da incalanare volutamente determinati influssi, magari sacrificandoci noi in anticipo, nel senso che se c'è qualcosa che dovevamo pagare che abbiamo tardato a fare, andiamo a pagarlo oggi, cioè preveniamo che l'influsso delle costellazioni ci sorprenda e dirigiamole, visto che oggi ci viene chiesto qualcosa di questo tipo, allora lo so che magari pesa o avevamo delle altre spese previste, ma cerchiamo di fare volutamente questo sacrificio proprio perché così andiamo a esprimere l'influsso della giornata. Bene, io vi ringrazio nuovamente e vi ricordo l'appuntamento di stasera con la diretta alle 20:30 fino alle 21, sempre sul mio canale YouTube. Grazie e a presto dalla vostra Ilde.